Un saluto e ben ritrovati cordiali amici videospettatori. Davide Sottile per le telecamere della Wii Sport presenta quest'oggi il derby cittadino tra Football 24 e Atletico Messina, valevole per la terza giornata del campionato di prima categoria a girone D. Gli ospiti che giungono al Marullo dopo un'esaltante vittoria nel precedente impegno di campionato, vittoria in rimonta sul Sant'Alessio per 2-1. Padroni di casa che non hanno ancora trovato la prima vittoria stagionale nel precedente turno di campionato, infatti si sono dovuti arrendere all'Atletico Fiumefreddo. Le due squadre scendono in campo, folta cornice di pubblico quella del Marullo di Visconte. Due capitani si stringono la mano, solito rito quello dell'Atletico Messina, i giocatori si danno la carica, è tutto pronto per iniziare. Atletico Messina in completo blu, attaccherà da sinistra verso destra, Football 24 in completo rosso, attaccherà da destra verso sinistra. Comincia subito la gara con questa punizione in favore dell'Atletico Messina che Nico Cia scodella in mezzo, ma la difesa della Football 24 riesce ad allontanare. Poi Bruno recupera il pallone, il lancio lungo in direzione di Aloisi che si infila in mezzo a due maglie blu dell'Atletico Messina, velocissimo, entra in area di rigore, provvidenziale la chiusura di Costanzo che mette in corner, salva dal pericolo. Poi c'è un calcio di punizione per la Football 24 affidato al sinistro di Rizzo, ma il tiro è debole e la Fauci fa sua la sfera agevolmente. Poi c'è un calcio d'angolo per l'Atletico Messina, se ne incarica Nico Cia, il pallone che schizza nell'area piccola, finisce sui piedi di Gartey, occasionissima, Gartey non riesce a spingere il pallone in porta. Poi questo lancio lungo in direzione di Pagliaro, ma il direttore di gara dice che può bastare, finisce la prima frazione di gioco, il primo tempo blando, un po' noioso, le due squadre non sono riuscite a trovare le trame offensive giuste per impensierirsi. Estremo difensore dell'Atletico Messina, la Fauci. Tutto pronto per ricominciare, con le immagini passiamo alla seconda frazione di gioco, con le due squadre che dovranno costruire qualcosa di più. Pallone che arriva sui piedi di Nico Cia che lo mette in mezzo col destro, prova a coordinarsi al volo Pagliaro, ma non riesce a trovare l'impatto con il pallone. Poi prova a rispondere a Football 24, ma l'Atletico Messina recupera il pallone con il contropiede imbastito da Di Stefano. Pallone che giunge sui piedi di Nico Cia lo allarga in direzione di Insana che tenta di mettere in mezzo, il pallone viene intercettato. Poi la Football 24 prova a incunearsi nell'area di rigore dell'Atletico Messina, serie di batti e ribatti, pallone che finisce sui piedi di Aloisi che si gira e col mancino scarica una bordata che si stampa prima sulla traversa e poi infila la Fauci. 1-0 della Football 24 con il numero 10 Aloisi. Rivediamo il gol, una staffilata, non può nulla, si è fatta sorprendere qui la retroguardia dell'Atletico Messina. Intanto c'è un cambio, esce Piccolo, entra la Valle, prova a correre ai ripari l'allenatore. Adesso l'Atletico dovrà costruire qualcosa di più per cercare il pari. La punizione in mezzo di Nico Cia, deviata davanti a Parisi che riesce a respingerla, e poi Gartey a botta sicura, ma straordinaria parata di Parisi. Rivediamo Gartey, aveva calciato, la palla era passata. Poi sull'azione di calcio d'angolo seguente il cross di Nico Cia, lo stacco di Salvo che non riesce a trovare la porta. Poi Pagliaro qui non riesce a indirizzare bene il pallone, Nico Cia lo apre in direzione di Di Stefano che punta la porta, punta l'avversario, calcia col sinistro ma il tiro è debole e Parisi riesce a fare sua la sfera. C'è ancora un calcio d'angolo per l'Atletico Messina, la mischia in mezzo, reclamano un calcio di rigore i giocatori dell'Atletico Messina per un fallo di mano che probabilmente c'era. C'è un altro cambio, esce un centrocampista, al suo posto un attaccante, esce Galletta, entra Velardi per dare più peso all'attacco. Poi ancora l'Atletico Messina col pallone in mezzo, Pagliaro, sombrero sul difensore, ancora Pagliaro, se la porta sul sinistro, calcia ma il pallone sbatte sul muro di maglie rosse. Poi ancora Aloisi in mezzo a due, supera l'avversario, mette il pallone in mezzo in direzione di Coppolino, ma la parata di La Fauci è stratosferica, a mano aperta allunga il braccio sinistro e dice di no a Coppolino che aveva calciato a botta sicura. Poi forse l'ultima occasione per l'Atletico Messina sui piedi di Lavalle che calcia questa punizione che finisce di poco alta sopra la traversa, ma il direttore di gara
dice che può bastare. Football 24 batte Atletico Messina 1-0 e grande festa al Marullo di Visconti per la prima vittoria stagionale della neopromossa Football 24, che nel prossimo impegno di campionato se la vedrà con lo Sporting. Atletico Messina invece che se la vedrà con l'Atletico Fiumefreddo. Per quest'oggi è tutto, da Davide Sottile è tutto, un saluto e alla prossima!